Allora, mister, una sconfitta contro un avversario che sulla carta almeno era superiore, però questo Verona avrebbe potuto fare di più. Come se la sente di commentare? Ma da parte nostra una grande partita, il Verona di questi tempi non sta facendo bene e la classifica lo dice, è chiaro bisogna dare una svolta, bisogna pensare a qualcosa, è vero che c'erano tante assenze ma dobbiamo mettere molto di più in campo. Sì, primo tempo c'è stata l'occasione sciupata da Congolì, nel secondo il Verona non è stato capace di creare abbastanza per almeno cercare di trovare il pareggio. Viene normale domandarsi cosa non riesce a questa squadra. Le cose che non riescono purtroppo sono tante. Manca qualità, l'attacco in questo momento è sterile, non si muove, abbiamo una squadra che è in grosse difficoltà. Come ho già detto bisogna solo pensare a lavorare, bisogna recuperare un bel po' di persone che in questo momento mancano e bisogna avere tanta più umiltà e tanta più voglia di fare risultato. Sì, a proposito di trovare una svolta, per chiudere bene il 2017 sarebbe importante rialzarsi a Bari, però l'espulsione di Lippmann sul finale è quasi una beffa ancora di più del 2-0. Ma se facciamo degli errori come è successo lì, ci sta anche l'espulsione ed è giusto che sia stata espulsa. Ci dobbiamo svegliare, ci dobbiamo dare da fare, dobbiamo capire qual è la realtà di questo campionato, ci dobbiamo calare in questo campionato e allora si potrà incominciare a far punti e a giocare a calcio. Per adesso il gioco del calcio non abbiamo fatto vedere gran poco. Ambrosi, oggi un ruolo inusuale ma una partita dignitosa per te, però chiaro, se si aspetta prima o poi il gol lo si prende. Allora sì, c'è stato questo cambio di schieramento, ma non credo che sia il problema perché dobbiamo essere pronte alle evenienze. Oggi c'era bisogno dietro, ho giocato dietro. Spero che la mia prestazione sia stata d'aiuto alla squadra, purtroppo forse non nel modo più opportuno perché comunque non sono arrivati i 3 punti. Sono sicura di aver dato il 100% e quindi penso che questo sia importante per me. Spero che ognuno di noi abbia dato il 100% in modo tale da ripartire e riuscire a fare di esigenza virtù. In questo senso, credi che al Verona sia mancata convinzione o il Tavagnacco è stato superiore? Allora, noi avevamo i nostri problemi, senza dubbio, ci è mancata la convinzione. Ci è mancata la convinzione perché in più occasioni potevamo far gol e secondo me se c'era più cattiveria avremmo potuto fare meglio. Una boccata d'ossigeno era arrivata contro l'Empoli. Ora invece c'è una sconfitta, ma poi ci sarà Bari, un'altra partita importantissima. Noi non dobbiamo focalizzarci tanto sul periodo, ma su ogni singola partita. Contro l'Empoli avevamo giocato bene, soprattutto il secondo tempo, oggi non siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto nel secondo tempo di Empoli ed è questo il più grande rammarico che io ho personalmente. Speriamo che con Bari di riuscire a ritornare come con l'Empoli.